Ben trovati a un nuovo appuntamento di Radio Chef. Anche oggi vi portiamo a scoprire i sapori del territorio e quelle che sono le manifestazioni da non perdere. Una di queste è sicuramente Casa Moderna, ovviamente la mostra della casa e tutto quello che sarà la nuova tendenza per l'abitare, che parla però anche di sapori ovviamente del territorio. Lo farà attraverso saperi e sapori, quindi degustazioni, rappresentazioni delle tradizioni enogastronomiche e artigianali di tutto il Friuli Venezia Giulia. Un nuovo format fieristico nato dalla collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Udine Esposizioni, Confartigianato Imprese Udine, CNFVG, Cata Artigianato FVG, la Camera di Commercio di Pordenone Udine, Provo Turismo FVG e la Fondazione Agri-Food e Bioeconomy della Regione. Tutto questo si terrà al padiglione 8 del quartiere fieristico di Udine, con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, che sarà anche presente insieme all'artigianato del sistema Casa, ovviamente a Casa Moderna, per condividere i saperi e sapori del territorio. Ma noi vogliamo sapere un po' che cosa ci aspetta. Lo facciamo con Francesca Comello, che è qui in collegamento con noi, vicepresidente di Confartigianato Udine, allestitrice di saperi e sapori. Ben trovata, e cosa avete scelto per rappresentare il nostro territorio? Grazie Barbara e ben sentiti a tutti i nostri ascoltatori. Saperi e Sapori è un nuovo format fieristico, come correttamente hai detto, che è stato portato avanti, in cui hanno creduto fermamente tutti i partner che hai nominato. Lo scorso anno è stata l'edizione 0, che è nata proprio per una scommessa che è stata condivisa prevalentemente dall'assessore Bini assieme al presidente di Confartigianato Udine, Graziano Titati, e il presidente di CNA FVG, che è il dottor Meletti. E andando a vedere Artigiano in Fiera a Milano, hanno detto: ma perché noi non riusciamo a fare una cosa di questo tipo in Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo tutto? E questa è stata la scommessa. In pochissimo tempo siamo riusciti proprio a mettere insieme moltissimi artigiani di nicchia, perché sia chi si occupa di artigianato artistico o artigianato dedicato alla casa, sia chi si occupa invece dei sapori, quindi del mondo dei dolci del Friuli Venezia Giulia, ma di tutto quello che è la produzione agroalimentare, si sono effettivamente messi in moto e siamo riusciti a costruire questa prima edizione, quella dell'anno scorso, che ha avuto un enorme successo. L'idea è anche stata quella di affiancarla a Casa Moderna, perché Saperi e Sapori non poteva partire proprio da zero e avendo, diciamo, solo tanti punti di domanda che poi abbiamo potuto trasformare in punti esclamativi, ma non lo potevamo sapere. E allora la decisione appunto di affiancare le due fiere, una fiera storica soprattutto per il mondo dell'artigianato, e una fiera assolutamente nuova in tutto, negli allestimenti, nella dinamicità, perché poi ci sono moltissimi eventi collaterali dedicati sia appunto all'artigianato, ma anche al sistema dell'agroalimentare, e quindi piccoli convegni, piccole degustazioni, ci sono stati anche dei corsi, ci saranno anche quest'anno non lo so, sul verde degli artigiani che faranno vedere come curarlo, come allestire i giardini. Abbiamo parlato del mondo delle parrucchiere, che sembra incredibile, però effettivamente sono parte integrante del mondo dell'artigianato. E quindi è nata questa nuova formula che ha funzionato molto bene, e quindi quest'anno abbiamo deciso con più serenità, però con molta grinta, di riproporre anche lo stesso abbinamento, e quindi Saperi e Sapori, che somma quasi 50 aziende proprio di nicchia, con prodotti molto particolari e tutti ovviamente di altissimo livello, vicino a una Casa Moderna, che è una fiera storica che, se non sbaglio, è alla 72esima edizione, che parla esclusivamente del sistema casa. L'abbinata è un'abbinata vincente, quindi il visitatore può perdersi nelle novità date dal mondo della moda, così come dal mosaico, ma poi scegliere anche magari delle soluzioni che possono essere importanti per
casa propria. E quindi questo nell'ambito poi degli altri padiglioni che sono fuori, diciamo, oltre il padiglione 8. Beh, veramente un modo affascinante per conoscere artigianato e sapori. A proposito di sapori, Francesca, cosa proporrete o c'è qualcosa in particolare che vorresti davvero invitare gli ascoltatori a venire a provare? Allora, anche per l'esperienza avuta lo scorso anno, devo dire che, e qui, è u il diciamo, il grosso lavoro è fatto da Promoturismo attraverso il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, e abbiamo avuto veramente il, top, per usare una parola che adesso piace molto, di quelle che sono le piccole produzioni. Quindi abbiamo avuto, da dei panificatori che fanno pani con i grani antichi e che hanno anche recuperato delle vecchissime ricette, fanno pani che non si utilizzano ormai più, che non si trovano più, pani che una volta forse erano dettati dalla necessità e che adesso invece sono delle straordinarie chicche come il pane di patate. Abbiamo degli artigiani che fanno i prodotti più tradizionali, dal prosciutto di San Daniele a tutti gli insaccati, cioè tutto quello che c'è di particolare appunto nella nostra regione. Però abbiamo anche un artigiano che si è inventato i gelati al vino. Mh, Chiaramente interessante. vino del Collio, sì, dei vini che sono i nostri da vitigni autoctoni e che devo dire sono molto interessanti perché restano dei gelati, non vanno in abbinamento delle pietanze, uno se lo mangia passeggiando per i padiglioni e devo dire che sono estremamente gradevoli. Sono una gelativora e quindi l'anno scorso, insomma, ho fatto questo esperimento. E poi troviamo tutto quello che veramente si può immaginare, dai chialciosa, tutto quello, i vini, l'olio, abbiamo delle aziende che producono olio in Friuli Venezia Giulia che fanno degli oli assolutamente straordinari. Quindi sul cibo, diciamo, uno può veramente venire a sbizzarrirsi e soprattutto ha la facilità di conoscere chi produce tutte queste delizie e anche se vuole ovviamente di portarsele a casa senza dover passare poi per l'azienda in un secondo momento. Eh sì, è vero, questa è una gran bella opportunità per trovarle tutte in un posto solo, ma anche, visto che parliamo di casa, trovare bei momenti per invitare gli ospiti e far bella figura coi prodotti Certo, del nostro territorio, che sono tra l'altro molto ricercati anche quando andiamo a trovare un esatto, amico, vogliamo proporre esatto, qualcosa. esatto. Sono ancora poco conosciuti, però stiamo veramente sottolineando che la Regione Friuli Venezia Giulia dispone di enormi possibilità e di eccellenze, che poi variano moltissimo, perché avendo un territorio così piccolo, come noi tutti sappiamo, magari non tutti gli ascoltatori, che va dalle montagne al mare nel giro di pochissimi chilometri, questo permette veramente di avere dei prodotti molto particolari che uno non si aspetterebbe. Esatto, è vero, è proprio così, Francesca. Allora io direi che li invitiamo tutti ad assaggiare queste delizie, ma anche a scoprire come Certo, gustare questo gelato molto particolare che diventa un po' una pausa gelato e un buon aperitivo. Noi tra l'altro, certo. insomma, vi aspettiamo, verremo a trovarvi anche a Casa Moderna, naturalmente, per scoprire quello che ci farete assaggiare del Friuli Venezia Giulia. Vi invito anche a seguire e rivedere questa puntata sul nostro sito radio.0.it e i nostri social, dove metteremo anche tutte le informazioni per non perdervi questa manifestazione dal 2 al 6 ottobre presso Casa Moderna, la fiera di Udine. Francesca, noi ti ringraziamo e ci ritroviamo Grazie in a voi. fiera. Grazie, sicuramente saremo lì e quindi sarà un'occasione magari per brindare assieme con uno dei nostri vini speciali. Eh certo, non vediamo l'ora, noi vi aspettiamo a Radio Chef domani sempre alle 12:30, ma la settimana prossima, ovviamente ogni giovedì, vi portiamo a scoprire un appuntamento del territorio, un approfondimento su gusti e sapori di FVG. Ciao a tutti e buona giornata. Grazie.